Bentornati a Mattino Verona, siamo di nuovo in diretta con tutti voi, con tutti gli spettatori per parlare del tema del giorno di oggi. Oggi, come avete visto, parliamo di riqualificazione energetica, un tema affine a quello che abbiamo trattato proprio la settimana scorsa con il super bonus 110% che incentiva proprio interventi in questo ambito. E giovedì infatti abbiamo parlato, analizzato in particolare le modalità operative con cui poter richiedere il super bonus, abbiamo parlato anche dell'importanza della digitalizzazione degli archivi delle pratiche edilizie. Oggi parleremo invece in modo più approfondito dei vantaggi e dei benefici che la riqualificazione e l'efficientamento energetico portano con sé. E per parlare di questo vedremo anche un esempio interessante costituito dalle cosiddette comunità energetiche introdotte dal decreto Mille Proroghe. E allora per parlare di questo siamo in collegamento con Fabio Fiorot, referente del progetto Comunità Energetiche di CNA Veneto. Buongiorno. Buongiorno Giorgia, grazie per l'invito. Allora, dunque, innanzitutto, dottor Fiorot, parliamo di cosa sono le comunità energetiche e come funzionano. Sì, allora, le comunità energetiche sono reti di utenti, i quali possono essere sia soggetti privati che imprese che pubblica amministrazione e naturalmente possono interagire tra loro e possono condividere l'energia elettrica. In questo consiste la comunità energetica, che si divide, diciamo, in due filoni, possiamo dire. Da una parte l'autoconsumo collettivo così chiamato, ossia quelle comunità energetiche che sono, diciamo, riservate a un condominio fisico che mette in rete, diciamo, le utenze dei vari condomini. Dall'altro la comunità energetica più largamente intesa, che riguarda invece una condivisione dei consumi di edifici distinti, e quindi più edifici. Queste due forme, che possiamo comunque riassumere essendo poi sotto lo stesso cappello identitario come comunità energetica, sostanzialmente prevedono che ci siano all'interno di una rete utenti che possono essere sia produttori di energia, parliamo di energia elettrica, quindi energia fotovoltaica, solare fotovoltaica, che consumatori, che entrambi, quindi i soggetti possono essere sia produttori che consumatori. Minimo sono due soggetti almeno per costituire una comunità energetica, e appunto costituendo questo soggetto giuridico, appunto comunità, mettono in comune i propri consumi energetici. È una possibilità che è veramente, come diceva lei, è veramente giovane, in quanto, sebbene se ne parli da tempo e ci siano direttive europee, poi in questo senso, diciamo, la direttiva europea spartiacque, che effettivamente incentiva in maniera forte le comunità energetiche, è del 2018, e l'Italia, in maniera assolutamente ambiziosa, per una volta direi rispetto ad altri casi, ha recepito la normativa più prima, diciamo, di quello che era la scadenza, e abbiamo un periodo sperimentale adesso che sostanzialmente dove abbiamo 6 mesi fino al recepimento vero e proprio, che dovrebbe giungere con giugno 2021, per cui fare una sperimentazione addirittura con tempi appunto in anticipo rispetto alla comunità europea. Noi la promuoviamo come CNA in maniera forte, perché riteniamo che il futuro energetico passi naturalmente per la condivisione dei consumi, per l'autoconsumo, per la produzione di energia elettrica, per cui riteniamo sia un'opportunità assolutamente da cogliere, sia per i privati che certo, in maniera particolare possono tra l'altro usufruire del super bonus come incentivo anche per costituire comunità energetiche, installare i pannelli fotovoltaici, che per le imprese, in quanto comunque gli sgravi previsti e in particolar modo quelli che sono gli incentivi per l'autoconsumo di energia sono comunque molto molto interessanti. Certo. Ecco, secondo lei l'Italia e il Veneto in particolare sono pronti per una svolta sostenibile come questa? Allora, secondo me siamo all'inizio e l'importante è riuscire con questi ed altri interventi come questo a fare informazione, perché noi crediamo che il Veneto possa dimostrarsi assolutamente preparato anche su questa materia, in quanto ha accolto in passato quelli che erano
l'occasione del fotovoltaico e di altre appunto in particolare rinnovabili, quando ci sono stati poi incentivi in maniera forte, in cui abbiamo comunque una governance regionale che ci sente dal lato delle rinnovabili, dal lato di quello che è il risparmio energetico, ma direi nella sostenibilità in generale. Abbiamo la nuova legge sul consumo di suolo, abbiamo quindi tutta una serie di provvedimenti che vanno in questo senso, però essendo una rivoluzione a livello di rete elettrica condivisa che non ha precedenti in questo senso, bisogna fare tanta informazione, ma possiamo attraverso di essa assolutamente fare un percorso prezioso e ambizioso come Veneto. Certo. Ecco, ci sono già degli esempi virtuosi, per così dire, di comunità energetiche in Italia o in Veneto, insomma, che magari, non lo so, dei case study che avete affrontato? In realtà ci sono dei casi, diciamo, non che diciamo concernono a questo tipo di opportunità in particolare che sfrutta la rete elettrica esistente, ma diciamo delle comunità energetiche modello passato in cui sostanzialmente non c'era questa possibilità, e quindi ci sono delle cooperative di energia che già esistenti soprattutto in ambito agricolo. Però direi che ci sono e si stanno formando dei case study oggi di questo tipo che sono già, diciamo, stanno aspettando gli ultimi allacciamenti per partire in Veneto, sia costituiti da comunità locali che piccole e medie imprese, per cui alcuni casi ci sono, non ne citerei uno in particolare al momento, perché abbiamo diversi, diciamo, cluster che stanno nascendo in Veneto, quindi sono più di uno, sono diverse gli interventi che si stanno realizzando, quindi l'interesse è già forte, non ancora completamente attivi, perché la norma poi si è completata con gli incentivi solo a dicembre, per cui siamo veramente in partenza, ma non più tardi di, direi, 2 o 3 mesi sicuramente potremo citarne più di uno in Veneto di operativo. Beh, questa è una cosa molto interessante, sicuramente staremo a vedere gli sviluppi anche di queste comunità energetiche, che sono un'iniziativa veramente, veramente lodevole. Insomma, noi nel frattempo ringraziamo e salutiamo Fabio Fiorot, grazie per essere stato con noi oggi. Grazie ancora Giorgia, grazie a voi e buon proseguimento, buon lavoro. Benissimo, allora vi salutiamo anche noi, vi diamo appuntamento allora oggi alle 12:30 con il nostro Buongiorno Verona e poi naturalmente la nostra terza e ultima intervista per il nostro tema del giorno. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.